tutti, signora Preside, autorità presenti e voi ragazzi che avete organizzato, comunque contribuito a organizzare questa giornata molto molto importante. Io vi porto, come ha già detto la Preside, il saluto del prefetto di Udine che oggi non ha potuto essere presente. Più che come rappresentante del prefetto, come ex studentessa, non di tantissimo tempo fa, ricordo che la storia forse si studiava più o con più preparazione, i Fenici, gli Egizi, cioè si era preparatissimi su questi percorsi antichi e si arrivava poi per ragioni di tempo, forse adesso è cambiato mi auguro, si arrivava con un po' con l'acqua alla gola a studiare la storia contemporanea o quasi contemporanea, e che invece è importantissima anche perché fa parte proprio della nostra vita, della vostra vita. Credo che in questa regione più di qualcuno possa avere, e anche tra di voi, uno zio, un nonno, qualcuno che è stato toccato direttamente da questa immane tragedia. Come diceva, è una tragedia tra l'altro forse, senza voler fare polemica ovviamente, che a livello nazionale è stata riconosciuta diciamo riconosciuta solamente non tantissimi anni fa, riconosciuta nella sua tragicità e anche nel numero di persone che sono state toccate tragicamente. Quindi ritengo che questa giornata vostra, soprattutto degli studenti che sono all'ultimo anno, che quindi affrontano la maturità, che effettivamente è un momento importante per la vita di un ragazzo, sia importante dedicare qualche ora, qualche minuto di riflessione, perché è bene non dimenticare, bisogna ricordare, ma non per alimentare rancore o altre cose di questo tipo, ma perché per rispetto loro, per ricordare anche le nostre radici, quello che ci è successo, e perché, anche come diceva il sindaco, anche la nostra libertà, loro hanno contribuito anche in questo percorso di libertà e di